pareggio è giusto. Il Geraci devo dire che ha giocato un'ottima partita, contrariamente a noi che invece nel primo tempo soprattutto siamo stati slegati, contratti, poco concentrati. Infatti con i ragazzi nell'intervallo abbiamo parlato di questo, perché al di là, diciamo, del risultato che per fortuna si è mantenuto in parità nel primo tempo, non c'era null'altro da prendere di positivo. Se avessimo giocato una partita tutta la partita come abbiamo giocato il secondo tempo, avremmo anche potuto vincere, perché abbiamo dimostrato che appunto approcciando come si deve avremmo potuto fare male. Purtroppo abbiamo regalato un tempo, ripeto, quindi il Geraci però è stato bravo a metterci in difficoltà, a chiuderci spesso anche nella nostra metà campo e a non farci sviluppare quello che solitamente la domenica riusciamo a sviluppare. Al centrocampo è mancato qualcosa anche nella fase di pressing. Avevamo lavorato per fare altro in fase difensiva, per pressare in maniera diversa, in maniera più efficace. Invece purtroppo, ripeto, tra la bravura del Geraci nel riuscire a crearsi linee di passaggio diverse, a metterci in difficoltà con alcuni smarcamenti, e il nostro approccio che non è stato dei migliori, purtroppo non siamo quasi mai riusciti a prendere il filo della partita. Siamo stati bravi a restare sempre in piedi e poi ad avere la stoccata con Maggio, però insomma a volte la giustizia del calcio poi trionfa e il Geraci ha meritatamente pareggiato la partita. Maggio 10 lode, perché comunque al di là di quello che dà come calciatore è fondamentale quello che dà come uomo continuamente durante tutta la settimana, e quindi non posso che dargli il 10 con la lode. Il Geraci è un'ottima squadra, ho trovato una squadra innanzitutto fortissima fisicamente, nel senso che ha proprio dei calciatori strutturati a livello fisico, che sta bene atleticamente e che comunque ha le idee chiarissime, sa cosa fare quando non ha la palla, quando ha la palla. Probabilmente diciamo, è una formazione che sulla solidità difensiva, diciamo, punta per riuscire a raggiungere il risultato alla fine delle partite, però lo fa molto bene. Abbiamo visto anche gli altri risultati, fondamentalmente abbiamo persino guadagnato punti, tranne sul Misilmeri, su tutte quelle che stanno dietro di noi, quindi io credo che noi piano piano, punto dopo punto, domenica dopo domenica, stiamo sempre più costruendoci la nostra salvezza. Non dovevamo montarci la testa dopo Favara, capire che queste partite in casa non è scritto da nessuna parte che si debbano vincere, piedi per terra, continuare a lavorare e ripeto, domenica dopo domenica dobbiamo cercare di fare bene. Mi dispiace soltanto il fatto che tra gli ammoniti di oggi, che erano tutti diffidati, e l'infortunio di Morales rischiamo di essere cortissimi già per lavorare in settimana e poi per andare a Mazzara, però insomma non ci piangeremo addosso e cercheremo di fare il nostro meglio. Morales a quanto pare ha preso una bruttissima distorsione alla caviglia sinistra. Dobbiamo capire qual è l'entità, perché, ripeto, siamo un po' corti con un paio di partenze che abbiamo avuti e siamo altrettanto corti col fatto che 4 degli ammoniti sono diffidati e quindi prenderanno sicuramente un turno di squalifica. Per cui ecco, dobbiamo ripartire per bene in settimana con calma, ricalarci un attimino nella parte più umile, diciamo, possibile, e andare a Mazzara comunque con serenità, perché la classifica ce lo permette, e con coraggio, perché abbiamo dimostrato che non abbiamo timori reverenziali quando andiamo fuori casa contro squadre di una caratura importante. Il rebound è stato sempre flagellato da piccoli acciacchi fisici che di volta in volta mi hanno un po' messo in difficoltà, perché diverse volte avrei voluto farlo giocare, però appunto poi tra il giovedì e il venerdì non era mai al meglio. No, penso che abbia fatto bene, l'ho fatto uscire perché aveva speso tanto, perché comunque volevo mettere qualcuno un po' più fresco da quella parte per riuscire a pungere un po'. Avevo capito che poteva essere una zona di campo dove nell'uno contro uno potevamo andare bene, e quindi diciamo, il cambio è in riferimento soltanto a questo, però il ragazzo ha fatto bene e tra l'altro sta dando continuità alle sue prestazioni, perché sono già diverse partite che da subentrato fa bene, oggi lo ha fatto da titolare, quindi deve stare anche lui sereno e continuare a lavorare come sta facendo. Lavoreremo per cercare di andare a tappare quegli slot che si liberano per le partenze di chi ha chiesto di andare via, quindi certamente qualcosina faremo. La mia dirigenza sa quali sono in questo momento le esigenze, quindi mi rimetto a loro e al loro operato assolutamente impeccabile per andare a trovare i calciatori giusti da inserire in rosa.